Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco. Eccoci qui oggi su chess.com per sfidare un bot. Diciamo che avevo saputo che esistono i bot, ma l'ho saputo da quando era uscita la serie The Queen's Gambit, che c'erano i bot di Beth Harmion. Non avevo mai giocato contro uno e seguendo il suggerimento di Christian, oggi proveremo a giocare contro un bot di livello advanced o avanzato. Quindi sono nella home page di chess.com dove ci muoveremo per giocare contro i computer perché i bot non sono dei giocatori normali, non sono degli umani, sono appunto dei mostri di silicio, anche se suppongo che il loro livello è... Quindi, allora, c'è il livello... Allora, devo scegliere... Ah, sfida, facciamo... nessun aiuto di alcun tipo, assistita, tutti gli strumenti personalizzato. Ok, poi ovviamente chiunque può giocare con le opzioni che vuole, non sapevo che ci fossero queste opzioni, non si impara sempre qualcosa di nuovo. Ok, allora abbiamo detto sfida, no, ma non contro Jimmy. Andiamo un attimo. Ah, ok, qua si può muovere, principiante, intermedio. Abbiamo detto avanzato. Giochiamo contro questo bot. Sto bot Isabel, Costa Rica, ok, ai Caraibi, va bene. Ok, diciamo, allora questo bot ha studiato i finali con il suo allenatore grande maestro. Potresti cercare di batterla prima di arrivare, prima che migliori ancora di più. Interessante, quindi ogni bot è il suo stile di gioco. Qua ci dicono che questo bot è forte nei finali. Poi magari qualche altro bot giocherà aperture aggressive, qualche aperture posizionali. Quindi magari il lettore potrebbe allenarsi contro vari bot. Ok, proviamo a giocare quindi. Giochiamo a quanto tempo? Facciamo comunque una sfida, ok? E giochiamo. Allora, questa è la posizione iniziale, tocca a noi. Va bene, con cosa apriamo? Visto che sei finali, andiamo una partita lunga. Giochiamo cavallo F3, G3, alfiere G2. Ok, qua gioca F5. Ok. A questo punto su F5 qua giochiamo, questa è l'apertura olandese, che no, non mi piace. Giochiamo di 3 per giocare i 4, anche di 3 sembra strano. Cavallo A6. Ok. Questo bot probabilmente è stato allenato per i finali, ma per l'apertura non è stato molto allenato perché il cavallo in A6 è strano. Ok, E4. A questo punto se prendo. D5. Ok, sono sempre in suggestione a giocare contro il computer perché penso sempre, non so, qua dice 1600, però non so, probabilmente il computer deve giocare apposta male, no? Suppongo che è un computer che se vuole gioca come Stockfish e se vuole gioca male, quindi... Ok, comunque, allora D5, non so bene come funziona questa tecnologia dei bot. Prendiamo spazio o catturiamo? Ma proviamo ad aprire il gioco, vediamo cosa succede. C6, ok, qua sta giocando male, perché un è un pedone, quindi già, già anche se perdiamo moriamo a pancia. Un altro pedone! Incredibile! Ma perché no a questo punto, no? Ah, se davvero ci offre un altro pedone, qua siamo felici, no? Ok, a questo punto potremmo continuare a prendere spazio, magari con C4, perché no? Potrei giocare C4, potrei giocare alfiere 2 e poi arroccare. C4 mi piace abbastanza. Anche cavallo C3. Ma per non sapere né leggere né scrivere facciamo l'arrocco presto. Ok, E6 mi aspettavo E5 per prendere più spazio. Vabbè, iniziamo a prendere spazio, no? Perché i pedoni in più bisogna usarli, se no cosa servono? Va bene, adesso bisogna cercare di completare lo sviluppo il più presto possibile. Che è cavallo B4. Ma cosa vorrà fare questo cavallo? Sta creando una indubbia pressione contro D3.
Però non mi sembra particolarmente pericolosa questa mossa. Cioè, penso che potrei anche continuare a procedere magari con D4 prendendo altro spazio. Non riesco a vedere problemi per ora. Quindi sì, prendiamo il centro, no? Perché no? Il centro, no? D4, alfiere C6. E non capisco questo computer dove vuole andare. Ok, qua posso arroccare. No, ma non è molto forte probabilmente questo bot. Se facciamo un paragone magari con... ok, alfiere per F3, cavallo C6, che non so bene cosa vuole fare, se vuole entrare nel finale, se vuole entrare nel finale avrà tanto materiale in meno. A questo punto potrei giocare cavallo B5 attaccando la sua donna, oppure spingere in D5 per aprire la posizione, o sviluppare la torre. Oppure potrei fare una cosa bella, potrei sviluppare l'alfiere, perché se mi prende l'alfiere il cavallo rimane indifeso e c'è un attacco doppio. Giochiamo alfiere F4. Così se mi cattura l'alfiere io prendo il suo cavallo, oltre a uno scambio un attacco doppio. E5. Va bene, non capisco dove voglio arrivare, continuiamo a prendere. Ok, cavallo per. A questo punto potremmo prendere la torre. Non vedo quale sia... Non vedo quale sia il problema di prendere la torre. Magari può giocare cavallo G4 minacciando matto, però tale matto può essere evitato facilmente, però... Ma sì, per rispetto del computer possiamo prendere il cavallo, non so se magari adesso ha deciso di calcolare qualcosa e ci vuole fregare, quindi... Ok, adesso torre per D1. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Torre C8. Ok, a questo punto cosa facciamo in questa posizione? Allora, potrei difendere il pedone, poi iniziare l'avanzata, perché no? Potrebbe non essere male sta cosa. Giochiamo B3 oppure alfiere D5. Se alfiere D5 può essere anche più logico, quindi giochiamo alfiere D5. Poi cerchiamo di avanzare i pedoni il più possibile. Ok, adesso A3, perché i pedoni in più vanno messi in marcia, no? E a questo punto B4. Ora l'alfiere deve retrocedere. Ok, adesso sta cambiando i pezzi. Cambio di pezzi è qualcosa che ci agevola con il vantaggio di materiale. A questo punto direi che potremmo prendere anche con il cavallo. Perché no? Alfiere per F2. Ok, re per F2. Ok, i bot probabilmente sono dei computer, dei programmi preimpostati per non usare al massimo appunto la loro forza, e qua però la cosa potrebbe essere utile, perché potrebbe essere utile per migliorare a tutti i livelli, no? Perché si può giocare contro avversari di davvero vario tipo. Poi probabilmente in questo caso magari non ho scelto, magari Advanced non è il livello più alto, probabilmente ce ne sono più forti fino ad arrivare appunto ai motori, quindi sarebbe interessante vedere fino a dove si può arrivare prima che siano i bot a schiacciarmi. Ok, a questo punto giochiamo Re E3 per giocare Re D4. Re D4. A questo punto potrebbe inchiodare, però dopo se ci inchioda giochiamo Torre C6, Torre D6. Siamo in un finale e l'attività del re, ricordiamo, è molto importante. Giocare di 7, semplificazione. Adesso, ok, i pedoni vanno usati, no? Pedone passato. Poi il re si attiva ancora di più. Le speranze del nero vanno esaurendosi mossa dopo mossa. Ok, a questo punto E7. Va bene. A questo punto possiamo attivare il re ancora di più. Oppure giocare cavallo F6 e promuovere anche. Sì, cavallo F6. Poi promuoviamo. Check. Ok. Ah, no, no, mi sono accorto adesso che stava parlando, dice. I'll get that king safe, salverò il mio re dallo scacco. Quindi ogni mossa probabilmente stava parlando il bot, non me ne ero reso conto, curioso. Ok, donna.
Scacco, vabbè. Cavallo per, lo scacco era l'ultima consolazione. Vabbè, adesso sì, qua non ha preso il cavallo e non ha detto nulla. Ok, torre a 6, qua prendiamo a 7, noi poi andiamo a vincere. Ok, re nell'angolo, qua probabilmente si dà matto anche con la torre. Torre per, no? Prendiamo sto pedone. E poi probabilmente si vince, no? Ormai matto imparabile praticamente, no? Avanziamo. Ormai non c'è molto che possa fare. Che era V6, quindi o diamo matto oppure scappa, però promuoviamo vincendo a 7 e arriviamo prima. La promuovo a donna o a torre, comunque scappo matto. Va bene. Good game, I'm going to have to study that one. Vuoi giocare ancora? Quindi, ok, il bot ci ha fatto i complimenti, ha detto che si riguarderà la partita e ci ha sfidato a rigiocare e ok, magari la volta prossima proviamo a cercare un bot più potente. Adesso proviamo a vedere, abbiamo un errore. Qual è stato l'errore? Forse l'errore è stato non aver preso la torre. Proviamo a vedere cosa è successo. F5 di 3. Allora, E4 sicuramente va bene. Presa, che il motore preferisce già il nero. Ok, qua preferisce già il bianco, chiedo scusa, di 4 va bene. Rocco, presa. Fiere F4 e 5 presa. Non so, forse probabilmente alfiere per 8 viene considerata l'errore dal motore, forse. Forse di per E5 non gli piace, non so se questo considera l'errore. Sì, beh, cavallo, può giocare cavallo G4, gioco G3, sì, non c'è nulla, però anche cioè, no, qua non può prendere in E5 perché perde la torre, c'è torre 1, c'è anche con svariati pedoni in più, no? Qua è ovvio che vinco. Qua ormai anche se inizia a giocare Stockfish, no? Sta così peggio che molto probabilmente non potrebbe salvarsi perché ormai è troppo tardi, no? Vabbè, qua alfiere per F2, un suicidio, ma su alfiere 7 torre C1, poi C5, F4, poi centralizzo il re, magari cambio ed è finita. Tire per re per, torre C1, cambio tutto. E qua entro, sì, qua davvero la fine è vicina. Su questa torre di 6 prendo e cambio, no? E poi accompagno il pedone, o meglio i pedoni a promozione. E dopo ok, a questo punto continuo ad avanzare qua, ok, questa piccola attacco doppio che vince, ormai poi dopo il finale è perso. No, comunque, sì, poi matto ok, sotto promozione si poteva promuovere anche la donna. Ok, abbiamo capito che quindi i bot a livello advanced, per esempio, possono avere un livello di 1600, così, secondo me potrebbe essere un allenamento molto importante provare a giocare contro vari bot, per esempio dal principiante all'intermedio, all'advanced, al maestro, fino poi magari ad arrivare ai bot equivalenti al campione del mondo, magari al bot di Stockfish che impersonifica se stesso, no? E quindi probabilmente il livello stoccafisso, il livello Stockfish sarà il livello che ci spazzerà via. Quindi, ok, magari un giorno potremo provare questa scalata e se perderemo con onore. Ok, spero che questa sfida, ma soprattutto aver visto che si può giocare contro bot di vario livello, possa esservi utili e che anche voi possiate provare appunto a sfidare questi robot. Grazie mille e alla prossima, a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!